Riciclaggio di denaro, frutto di attività illecite come la prostituzione nei centri massaggi, ma anche di normali ristoranti, maxi market, negozi di abbigliamento sottratto al fisco. Soldi che venivano raccolti da un'organizzazione italo-cinese e poi trasferiti all'estero su conti anch'essi cinesi. La squadra mobile di Treviso ha dato esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari nei confronti di 3 imprenditori italiani, un 65enne di Castelfranco, un 61enne di Casale di Scodosia e un 36enne di Bassano del Grappa e 5 cittadini cinesi residenti tra Solesino, Monselice, Treviso e Bologna. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e al suo trasferimento fraudolento all'estero nell'ambito dell'operazione ribattezzata Tesori d'Oriente. Erano i 3 italiani, imprenditori del settore del recupero e smaltimento dei metalli, a favorire il transito del denaro in conti correnti cinesi all'estero previo il trattenimento di una percentuale. Treviso e Padova, le province maggiormente interessate dalla raccolta di denaro, estesa tuttavia anche ad altre zone di Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna. A Solesino la base logistica, al cui interno era stato ricavato un vano nascosto nel pavimento utilizzato per occultare i contanti. Le indagini, avviate a novembre, sono proseguite fino ad aprile. In circa 4 mesi, 5 mesi di indagine noi possiamo ipotizzare un volume, facendo una stima abbastanza anche prudenziale, un volume di denaro trasferito che si aggira poco sopra il 1.000.000 di euro. Nelle perquisizioni che sono attualmente ancora in corso sono già stati trovati più di 150.000 euro occultati con varie modalità. Operazioni finanziarie fraudolente, false fatture, ma anche l'uso di applicazioni cinesi come WeChat e Alipay, i metodi utilizzati per far sparire il denaro. Le indagini ora proseguiranno con l'analisi degli smartphone degli arrestati che la mobile ha sequestrato insieme a un'auto attrezzata con un doppio fondo. L'attività dell'imprenditoria sana noi la vogliamo non soltanto preservare, ma custodire attraverso il contrasto di queste operazioni di speculazione che sicuramente incidono e fanno del male alla nostra economia.